Stimati Gran Rabbini di Israele, fratelli e sorelle, sono particolarmente lieto di poter essere oggi insieme con voi. Vi sono grato per la calorosa accoglienza e per le gentili parole di benvenuto che mi avete rivolto. Come sapete, fin dal tempo in cui ero arcivescovo di Buenos Aires, ho potuto contare sull'amicizia di molti fratelli ebrei. Oggi sono qui 2 rabbini amici. Insieme ad essi abbiamo organizzato fruttuose iniziative di incontro e dialogo e con loro ho vissuto anche momenti significativi di condivisione sul piano spirituale. Nei primi mesi di pontificato ho potuto ricevere diverse organizzazioni ed esponenti dell'ebraismo mondiale. Come già per i miei predecessori, queste richieste di incontro sono numerose. Essi si aggiungono alle tante iniziative che hanno luogo su scala nazionale o locale, e tutto ciò attesta il desiderio reciproco di meglio conoscersi, ascoltarsi, di costruire legami di autentica fraternità. Questo cammino di amicizia rappresenta uno dei frutti del Concilio Vaticano II, in particolare dalla Dichiarazione Nostra Aetate, che tanto peso ha avuto e di cui ricorderemo nel prossimo anno il 50° anniversario. In realtà sono convinto che quanto è accaduto negli ultimi decenni nelle relazioni tra ebrei e cattolici sia stato un autentico dono di Dio, una delle meraviglie da Lui compiute, per le quali siamo chiamati a benedire il suo nome. Rendete grazie al Signore dei Signori, perché il suo amore è per sempre. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, perché il suo amore è per sempre. Un dono di Dio che però non avrebbe potuto manifestarsi senza l'impegno di moltissime persone coraggiose e generose, sia ebrei che cristiani. Desidero in particolare fare menzione qui dell'importanza assunta dal dialogo tra il Gran Rabbinato di Israele e la Commissione della Santa Sede per i rapporti religiosi con l'ebraismo. Un dialogo che è ispirato dalla visita del Santo Padre Giovanni Paolo II in Terra Santa, prese inizio nel 2002 ed è ormai al suo 12° anno di vita. Mi piace pensare, con riferimento al Bar Mitzvah della tradizione ebraica, che esso sia ormai prossimo all'età adulta. Sono fiducioso che possa continuare e abbia un frutto luminoso davanti a sé. Non si tratta solamente di stabilire su di un piano umano relazioni di reciproco rispetto. Siamo chiamati come cristiani e come ebrei ad interrogarci in profondità sul significato spirituale del legame che ci unisce. Si tratta di un legame che viene dall'alto, che sorpassa la nostra volontà e che rimane integro, nonostante tutte le difficoltà di rapporti purtroppo vissute nella storia. Da parte cattolica vi è certamente l'intenzione di considerare appieno il senso delle radici ebraiche della propria fede. Confido con il vostro aiuto che anche da parte ebraica si mantenga e se possibile si accresca l'interesse per la conoscenza del cristianesimo, anche in questa terra benedetta in cui esso riconosce le proprie origini, specialmente tra le giovani generazioni. La conoscenza reciproca del nostro patrimonio spirituale, l'apprezzamento per ciò che abbiamo in comune e il rispetto
in ciò che ci divide potranno fare da guida per l'ulteriore futuro sviluppo delle nostre relazioni, che affidiamo alle mani di Dio. Insieme potremo dare un grande contributo per la causa della pace. Insieme potremo testimoniare in un mondo in rapida trasformazione il significato perenne del piano divino della creazione. Insieme potremo constatare con fermezza ogni forma di antisemitismo e le diverse altre forme di discriminazione. Il Signore ci aiuti a camminare con fiducia e fortezza di animo nelle sue vie. Shalom.